Quinta vittima della strada da inizio mese nella Marca, un operaio 57enne bosniaco travolto e ucciso dall'auto condotta da un 73enne, la tragedia Mansuè. Crollo di un terrapieno a Ponte Malvasia questa mattina nel cuore del centro storico di Treviso. Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. Tensione in via Roma, Treviso, 23enne nigeriano aggredisce gli agenti di polizia che gli chiedevano i documenti, un agente ferito. Malore improvviso nella sede della storica azienda Minerva, è morto 60 anni Andrea Ariello, cordoglio del mondo imprenditoriale e delle istituzioni, guidò Confindustria Veneto dal 2005 al 2009. Fu proprio Ariello a dare il via al processo di fusione tra gli industriali di Padova e Treviso e quelli di Venezia e Rovigo. In serata a Mogliano il via libera all'operazione. Imprenditori delusi dall'Europa che non hanno dimostrato unità. Secondo l'ufficio studi di Confindustria il 30% delle imprese è a rischio, decine di chiamati in questi giorni agli uffici per avere informazioni. A Carbonero l'82enne Adriana De Marchi si oppone all'esproprio per la realizzazione di una rotatoria che comporterà l'abbattimento di 12 alberi del suo giardino. Quando verranno ci salirò sopra. Proiettato alla Mostra del Cinema di Venezia, il docufilm è nato da un'idea del direttore del Dipartimento di Medicina dello Sport dell'ULSS 2, la storia di chi deve abbandonare un sogno per un'anomalia al cuore. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi i titoli di oggi, ma in primo piano il sondaggio che vogliamo proporre a voi telespettatori. Caro Energia, serve un blocco ai licenziamenti? Se siete d'accordo, quindi volete rispondere sì, componete l'1626691. Se invece non siete d'accordo, componete l'1626690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione Ring questa sera. Ed ora invece la cronaca, quinta vittima della strada da inizio mese nella Marca. Si tratta di un operaio 57enne bosniaco morto questa mattina sulla Pordenone Oderzo a Mansuè. Purtroppo questa è l'ennesima vittima della strada, ormai non passa giorno che sentiamo queste brutte notizie. Falciato mentre attraversava la carreggiata e sbalzato a terra ormai esanime. La cronaca dell'ennesima vittima della strada arriva da Mansuè, dove alle 6:30 del mattino un operaio di 57 anni di origini bosniache, Idris Amidovic, ha perso la vita venendo travolto da un'auto lungo via Porto Buffolè, poco lontano dall'impresa edile in cui lavorava, la Cimitan di via Vizze. All'altezza del distributore di benzina, una Renault Captur che procedeva in direzione Oderzo lo ha urtato violentemente con la parte anteriore destra, come testimoniano il fanale rotto e il parabrezza sfondato. Al volante un medico straniero di 73 anni residente a Pordenone, il cui destino si è tragicamente incrociato con quello di Amidovic, che dopo aver bevuto un caffè si stava portando sull'altro lato della strada in un punto in cui in realtà non ci sono le strisce pedonali. Dispiace per la vittima, anche perché non è un abitante locale, è un bosniaco che ha cercato fortuna anche lui nel nostro comune. Lascia la moglie, che peraltro è rimasta in Bosnia, e 2 figli. Certamente che morire sulla strada a 58 anni è sempre terribile, e speriamo che questa carneficina termini. Amidovic è morto praticamente sul colpo. Sul posto su M118, allertato dallo stesso automobilista, vigili del fuoco e carabinieri della compagnia di Conegliano per i rilievi. Il 73enne sarà ora indagato per omicidio stradale, ma il sindaco ammette che l'arteria a teatro dell'incidente è di per sé pericolosa. No, non è il primo purtroppo incidente stradale, ne sono successi altri. Dobbiamo invece riuscire, e ci stiamo noi riuscendo con l'aiuto della provincia, a mettere in sicurezza questa benedetta strada, in modo che, ripeto ancora, questa carneficina finalmente termini. È ricoverata in pediatria la piccola di 9 anni investita ieri mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Le condizioni della piccola, che ha riportato la frattura del bacino, sono stabili, la sua prognosi è di circa 30 giorni. Il grave incidente è accaduto ieri in via 4 novembre a Ponte della Priula, frazione di Susegana. Un'auto condotta da un 32enne che si stava dirigendo verso Conegliano per causa in corso di accertamento ha investito la bambina della zona, che secondo una prima ricostruzione pare stesse attraversando la sede stradale a piedi con la sua bici
bicicletta a seguito. La dinamica al vaglio dei carabinieri di Conegliano. E la sicurezza stradale rimane in tema centrale dopo i sempre più numerosi incidenti mortali sulle strade della Marca, e questo l'appello di Luigi Pirollo, campione del mondo di rally e dirigente ACI-Sport. Partite 5 minuti prima, è inutile arrivare tardi e avete paura di arrivare tardi al lavoro di qua e di là. Partite 5 minuti prima, non ti cambia, ricordatevi che la vita è una. Sono queste le parole che Luigi Pirollo, pilota e campione del mondo di rally, rivolge a chi ogni giorno gira le chiavi, accende un motore e corre lungo le strade. Parole dette da chi della velocità in sicurezza ne ha fatto un mestiere, parole mai come oggi importanti anche solo per salvare una vita. Basterebbe diminuire, almeno far metà degli incidenti che ci sono in giro. Questo è quello che vi chiedo, ma ve lo chiedo col cuore, perché quando vedo sui giornali morire dei ragazzini io divento pazzo, perché non esiste nel 2022 avere questo tipo di incidenti. Incidenti mortali tante volte evitabili. La distrazione dovuta all'uso del cellulare alla guida rimane l'ombra più grande e pericolosa del nostro tempo. Telefonino, tutti che girano col telefonino, abbiamo le macchine col Bluetooth e non lo usano. Sempre col telefonino in mano. Cinture di sicurezza, tanti li mettono, tanti non hanno ancora capito che è obbligatorio metterlo. Cellulare e cinture di sicurezza a parte, la velocità rimane sempre il nemico numero uno per la sicurezza stradale. La velocità è una delle cause più grandi, oltre ai telefonini, è la velocità, perché con le macchine di adesso si viaggia tanto forte. Tanti dicono le strade sono brutte, sì, le strade sono brutte, ma se tu cominci a rispettare i limiti, le strade possono essere brutte ma vai piano. Nelle strade normali io stesso vado piano perché ho paura, perché non sono solo io che guido, ci sono anche gli altri che guidano. Momenti di tensione nella centralissima via Roma a Treviso. Un giovane di 23 anni nigeriano si è rifiutato di esibire i documenti ad un controllo della polizia quando gli agenti hanno tentato di farlo salire in auto per portarlo in questura per l'identificazione. Ha reagito con calci e pugni. Uno dei poliziotti è rimasto leggermente ferito con qualche giorno di prognosi. Sul posto sono arrivate altre 2 volanti. Il ragazzo è stato immobilizzato ed arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il 23enne portato in questura è stato rimesso in libertà in attesa del proseguo del procedimento giudiziario. E rimaniamo in città, crollo di un terrapieno a Ponte Malvasia questa mattina nel cuore del centro storico. Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. Abbiamo sentito un rumore importante e siamo usciti e abbiamo visto che è crollato questo muro. Ci siamo un po' spaventati, quello sì. Il rumore sordo che questo barista ha sentito verso le 11 di stamattina è quello del crollo di una porzione di terrapieno a Ponte Malvasia, in via Trevisi, a 2 passi dalla pescheria. Proprio quello della palazzina che ospita il locale Malvasia e un B&B. Parte del muro ha ceduto senza però interessare la passerella pedonale né il ponte su cui subito si sono radunati diversi curiosi. C'erano delle persone che erano qua, camminavano e basta. Poi è arrivato un pochino di altra gente a vedere e nulla. Anche perché il locale è chiuso. Il locale in questo momento è chiuso. I presenti hanno avvisato gli agenti della polizia locale, che a loro volta hanno fatto intervenire sul posto i vigili del fuoco, che hanno eseguito una serie di accertamenti sulla staticità dei manufatti coinvolti. Una parte del plateatico era probabilmente in condizione di pericolo, per cui tutta la zona è stata preclusa e messa in sicurezza dai vigili del fuoco. Subito dopo è intervenuto anche, oltre il sindaco, anche il settore dei lavori pubblici con alcuni operai per verificare che tutto fosse messo in sicurezza. Per cui allo stato attuale il ponte di Malvasia è sicuramente transitabile. Ulteriori approfondimenti spetteranno ora ai privati, così come il ripristino del muro di sostegno. Ed ora all'improvvisa morte dell'industriale Andrea Ariello, stroncato da un malore nella sua azienda. Vasto cordoglio nel mondo economico e politico nel giorno in cui sta per nascere, dalla fusione tra Padova, Treviso, Venezia e Rovigo, la seconda Confindustria più grande d'Italia, un'idea partita proprio da Ariello nel 2008. È un
lutto che colpisce l'imprenditoria veneta italiana, l'improvvisa morte a soli 60 anni dell'industriale Andrea Riello, stroncato questa mattina da un malore nel suo ufficio della Riello Sistemi SPA a Minerve nel Veronese, fatale con tutta probabilità un infarto. I soccorsi sono stati immediati, ma Riello non si è più ripreso. Alla guida della società fondata dal padre Pilade nel 1963, uno dei rami della Riello Industries passata ai 4 figli maschi, Riello era stato a lungo impegnato in Confindustria. Dal 2005 al 2009 era stato presidente veneto dell'Associazione Industriali. Tra i molti incarichi anche la presidenza della Fondazione Campiello e i ruoli nei consigli di amministrazione di alcuni dei principali istituti bancari. La scomparsa improvvisa, prematura del manager ha sollevato un'ondata di commozione. L'attuale presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro, si dice sgomento e pieno di dolore. È per me un esempio indimenticabile di uomo imprenditore. Sentiremo forte e a lungo la sua mancanza. Persona per bene, imprenditore vero, ricorda Emma Marcegaglia, ex numero 1 degli industriali, che lo aveva avuto nel suo direttivo. Ha dato visione, entusiasmo e progetti a tutta la nostra comunità imprenditoriale, aggiunge Leopoldo Destro, presidente degli industriali di Padova e Treviso. Un esempio per noi e le generazioni più giovani. Per la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Lorraine Bertone, era un innovatore e un autentico ambasciatore del Made in Italy. Unanime il cordoglio della politica, dal presidente del Veneto Luca Zaia, che lo descrive come un imprenditore illuminato e sempre con il sorriso, al segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martella, che ne ricorda la tenacia e lo slancio all'internazionalizzazione. Un grande dispiacere, aggiunge via tweet Enrico Letta. E la lunga serie di attestazioni di stima potrebbe continuare, come continua la sua visione dell'associazione industriale. Riello è morto nel giorno in cui i rispettivi consigli generali voteranno la fusione tra Assindustria Veneto Centro e Confindustria Venezia Rovigo. Credo che sia anche un po' eredità sua, eredità del suo pensiero, di quello per cui ha lavorato come presidente di Confindustria Veneto. Sta dunque per nascere, anche sulla scorta del lavoro avviato nel 2008 da Riello, la seconda Confindustria più grande d'Italia. Lasciando evidentemente la decisione a chi la deve prendere, in vista poi dell'assemblea del 28, ma è stato un processo molto partecipato, molto condiviso. Questo è uno degli elementi, diciamo, di forse maggior forza del progetto. Imprenditori delusi dall'Europa, che non ha dimostrato unità. Secondo l'ufficio studi di Confindustria, il 30% delle imprese è a rischio. Decine le chiamate di questi giorni agli uffici delle Confindustrie per avere informazioni. Che l'Europa abbia un po' deluso in questa partita, direi sicuramente sì. La fiducia nell'Europa inizia a vacillare nel distretto produttivo del nord-est, qui dove gli imprenditori si sono anche indebitati per far fronte al calo di consumi generato dalla pandemia, all'impennata dei costi e all'inflazione. Fonti interne all'associazione che rappresenta gli industriali riferiscono che il telefono sta diventando bollente, tante le chiamate di imprenditori che cercano informazioni su quali strumenti sono disponibili per gestire la situazione. Il centro studi di Confindustria ipotizza che il 30% delle imprese è a rischio default, un dato poco distante dal panorama della Marca. Il mondo dell'impresa è alla finestra, sta attendendo effettivamente che i provvedimenti governativi e i provvedimenti eventualmente della comunità prendano atto. Noi continuiamo a fare il nostro lavoro fiduciosi che questa questione venga risolta nel migliore dei modi. Dal distretto dello Sport System, che tiene grazie al know-how, a quello del turismo, dei palazzetti del ghiaccio che chiudono, fino ai grandi marchi che fermano linee di produzione. Unioncamere, dopo la redazione di un documento urgente condiviso con le categorie, non nasconde lo scoramento. Le aspettative erano altre. Mario Pozza parla di un paese, l'Olanda, che continua a fare i suoi porci comodi. Uso questo termine perché lo meritano, perché abbiamo una concorrenza sulla tassazione delle imprese che non c'è negli altri paesi europei, e continua a pontificare e a dar lezione a tutti. Con il problema del gas lo stesso, perché c'erano una borsa. Io credo che si debba fare anche una riflessione su un'Europa che viene condizionata da questi piccoli paesi che tutto sommato poco contribuiscono rispetto a quello che l'Italia dà assieme agli altri grandi paesi. C'eravamo illusi che il PNRR rappresentasse un disegno condiviso. In questa vicenda sono tornati gli egoismi nazionali, chiosa Giuseppe Milan, direttore di Assindustria Veneto Centro. Aggiunge però: la partita non è ancora finita, l'appello a fare presto è unanime. Le imprese hanno bisogno di certezze, mi stanco a dirlo, ma purtroppo è così. Ed ora ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi torniamo di nuovo in studio.
Siamo tornati nuovamente in studio con la politica, caro energia, attuare lo scostamento di bilancia se necessario. Durante la nostra prima edizione lo scontro tra Italexit e Più Europa. Sì allo scostamento del bilancio, sì al tassare gli extra profitti. Noi abbiamo bisogno di 80 miliardi. Dove li andiamo a prendere non mi interessa, non è compito mio. E interessa, volete stare in Europa? Allora ce lo dicesse l'Europa che non vuole lo scostamento di bilancio, dove andiamo a prendere quegli 80 miliardi. Gli altri, gli interventi li stanno facendo, per cui fare queste operazioni richiede assolutamente lo scostamento di bilancio. Riduzione del cuneo fiscale, scostamento di bilancio, detassazione delle aziende, blocco delle cartelle esattoriali e poi a quel punto, allora, se l'Europa, siamo tutti europei, che dice che siete così europei, che vi piace, l'Europa sostenga, no? Sostenga questa crisi energetica, visto che l'Italia è stata portata al fallimento da un governo scellerato e da misure scellerate. Zane, e poi chiudiamo con Varaschin. Zane, la vedevo scuotere la testa. Perché assolutamente non possiamo permetterci lo scostamento di bilancio in questo momento. Cioè non è possibile. Perché ce lo dice l'Europa? Perché ce lo dice l'Europa? Siamo un paese brutalmente indebitato, certo. Siamo un paese che ha già fin troppi debiti e noi, se noi fossimo con la testa sulle spalle, non ci potremmo nemmeno pensare, non potremmo nemmeno pensare di caricare di debito a ulteriore le future generazioni. Meglio di me, perché sei persona intelligente, che se noi potessimo vendere i titoli di Stato, noi riusciremo anche a ripagare il debito. Il problema è che non lo possiamo fare perché abbiamo la sovranità economica nazionale, perderemo la sovranità economica nazionale. Non ce assolutamente che l'abbiamo, quindi la riduzione del rapporto PIL e debito, quella deve essere una priorità, perché solamente nei primi 6 mesi dell'anno sono stati banditi più di 2000 bandi per più di 1 miliardo di euro da parte dell'Europa a finanziamento delle imprese italiane. Quindi i fondi per le imprese l'Europa li mette a disposizione e quindi quel compito dello Stato italiano è aiutare le imprese anche in termini di progettazione per poter intercettare quei fondi e poter creare un proprio sviluppo del proprio sistema industriale. Assolutamente, questa è la prospettiva, non creare ulteriore debito. È impossibile, andremo semplicemente a spostare il problema lasciandolo nelle mani dei nostri figli e dei nostri nipoti. Difficile attuare lo scostamento di bilancio anche per Deborah Varaschin, candidata di Forza Italia, che rilancia l'Italia riprenda in mano il suo ruolo in Europa. Bisognerebbe capire dove andare a riprendere queste risorse. Io non sono contro un no definitivo, ma sicuramente ci sono altre modalità per poter andare a prendere questi 80 miliardi. È vero che l'Europa sta dando soldi alle nostre imprese, è vero che non sono tutti, anzi quasi niente a fondo perduto, e quindi questi soldi vanno anche in un qualche modo poi restituiti da qualche parte. È vero che questo crea comunque un volano di ricchezza, un volano di imprese innovative. È vero anche che l'Italia deve incominciare ad avere, se mi permetto, un po' più di orgoglio, un po' più di volontà di essere la città, il paese che merita essere al capo di un'Europa, di incominciare a parlare nei tavoli dove contano. Io provo un fastidio enorme quando vedo che il governo francese e quello tedesco si siedono a certi tavoli e noi veniamo snobbati quasi sistematicamente. Siamo stati, siamo una potenza, dobbiamo riprendere il nostro ruolo, ma soprattutto dobbiamo riprendere, e qui non è magari il termine più adatto perché non è quello che è, però la nostra sovranità, la nostra capacità di gestione delle nostre risorse, delle nostre potenzialità. Nuovo confronto tra candidati, questa volta a casa dei Carraresi, organizzato dalla CISL. I temi che più hanno scaldato la platea: fisco e caro bollette. Crediamo che la questione della sanità, la questione delle risorse con cui si faranno le cose che vengono proposte siano gli aspetti centrali. Basta con gli slogan, dobbiamo dire alle persone che la lotta all'evasione fiscale è la priorità per recuperare quelle risorse per far funzionare questo Paese. A 360 gradi su fisco, previdenza, rincari, politiche nazionali ed europee. In 3 candidati delle coalizioni di centrodestra, centrosinistra e terzo polo si sono alternati in un botta e risposta, interrogati anche dalla platea dove sedevano tutti i dirigenti in seno al sindacato CISL. Con gli edili
edili a chiedere numi sul destino del superbonus e la categoria dei chimici e del tessile ad insistere sull'inflazione. A conti fatti gli aumenti valgono quanto una 14ª. Assente al dibattito che sarà replicato a Belluno mercoledì prossimo il Movimento 5 Stelle. Fisco progressivo per il centro-sinistra, flat tax per il centrodestra. Il terzo polo sceglie l'agenda Draghi. I temi che più hanno scaldato i candidati: la politica fiscale, le misure urgenti prima e strutturali poi contro i rincari. E sullo sfondo la partita che l'Italia deve giocare in Europa. Dobbiamo lavorare anche con gli altri stati europei, con i partner europei, per addivenire a delle posizioni univoche politiche che evitino le speculazioni che poi vengono fatte sui mercati energetici. È solo se ci muoviamo insieme che allora riusciamo effettivamente a portare a casa delle misure che su questo possono incidere e possono far riportare a casa le risorse che con gli extra profitti sono state troppo ingiustamente incamerate in questa fase, e mettere finalmente un tetto al prezzo. Proponiamo che immediatamente, non appena si insedi il governo, si proceda con una separazione del prezzo dell'energia prodotta dal gas dal prezzo dell'energia prodotta con fonti rinnovabili. In questo caso ovviamente si potrebbe immediatamente calmierare i prezzi e ridurre le bollette dei cittadini. Ed ora invece parliamo di impegno civico, il movimento nato attorno al ministro degli esteri Di Maio. Ecco le priorità del loro programma. Impegno civico è un movimento politico che nasce dalla scissione dal Movimento 5 Stelle del ministro degli esteri Luigi Di Maio, deluso dal suo vecchio amore politico. In cui ci siamo accorti che il Movimento 5 Stelle, quello che era casa nostra, quello che io stavo da 9 anni, non era più il Movimento 5 Stelle che faceva il bene degli italiani, ma era il Movimento 5 Stelle che cercava soltanto proclami elettorali. E una volta creato il nuovo partito è stata la volta anche di un nuovo programma con priorità giudicate chiare e irrinunciabili. Abbiamo scritto 15 punti per gli italiani che secondo noi sono da fare subito. Il primo, e questo mostra anche la nostra concretezza, il primo è il taglio delle bollette all'80%. E questo è un provvedimento che si può fare nel convinto impegno civico, ma solo da parte del prossimo governo, perché al momento questo, ancora in carica, può occuparsi solo di ordinaria amministrazione e quindi al massimo chiedere all'Europa un tetto al prezzo del gas. C'è un punto politico e impegno civico non solo ha detto che cosa fare al prossimo governo, ma anche ha detto dove prendere i soldi. Il taglio delle bollette che noi proponiamo, l'80%, 13,5 miliardi, facendo i conti con la Ragioneria dello Stato, si possono prendere dall'aumento dell'IVA che sono stati negli ultimi anni, anzi negli ultimi mesi. I soldi ci sono già, sono a disposizione, si può tagliare le bollette dell'80% senza fare nuovi debiti allo Stato. Altre voci del programma da raggiungere nei prossimi 5 anni ruotano poi attorno ai giovani, dal salario minimo al salario equo, dal mutuo per acquistare la prima casa, garantito al 100% per i giovani, ai cambiamenti climatici che ci devono convincere a proteggere l'ambiente subito e non tra anni. Sono stati fissati i funerali di Antonello Peatini, dirigente Ascom e presidente provinciale degli agenti di commercio. L'ultimo saluto si terrà venerdì 16 settembre alle ore 10 nel Tempio di San Nicolò, mentre domani giovedì dalle 8:30 alle 18 potrà essere salutato nella saletta dedicata in casa funeraria. Peatini, conosciuto e stimato in città, è morto durante un'escursione in montagna. Un fulmine a ciel sereno lascia un grande vuoto, ha detto Dania Sartorato, presidente dell'Unione Provinciale Confcommercio. Ed ora andiamo a Carbonera. Il progetto della nuova rotatoria porterà all'esproprio del giardino di una villa di via Fiume Melma e all'abbattimento di 12 alberi di quasi 10 metri. Il progetto approvato dall'amministrazione comunale, dalla provincia e dalla soprintendenza, ma la proprietaria della villa, Adriana De Marchi, non ci sta. Quando verranno a battere questi alberi prenderò la scala e salirò in cima. Ed è lì, sulla cima dei suoi alberi, che promette di farsi trovare Adriana De Marchi, proprietaria di una villa a Carbonera che a breve subirà l'esproprio di una parte del giardino per consentire di creare un ingresso per una nuova rotonda presto all'incrocio tra via Fiume Melma e via Salvo d'Acquisto. Progetto che porterà all'abbattimento di 12 alberi, alcuni dei quali con più di 50 anni di storia. Vorrei far capire alla sindaca, agli amministratori, di trovare un compromesso amichevole e accettabile. Abbiamo sempre pensato che ci voleva una rotatoria, ma non
in questo modo. Questo è un progetto che porta uno slargo enorme a via Melma, che con il passare degli anni verrà vicolo e non via. Esproprio che Adriana De Marchi non ha mai firmato, iter però completato dall'amministrazione comunale di Carbonera attraverso la pubblica utilità, progetto che ha trovato il sì anche dalla soprintendenza. Il sindaco dice che i beni ambientali hanno dato l'ok, ma sono venuti dentro in casa mia a vedere gli alberi. Mai. E questa la risposta della sindaca di Carbonera, Federica Ortolan. Il progetto è passato al vaglio non solo dei tecnici comunali ma anche dei tecnici della provincia, che sono assolutamente esperti di rotatorie, e di tutti gli altri enti preposti. La signora De Marchi ha incontrato più volte i tecnici e l'amministrazione, anche dalla sottoscritta, e le è stato più volte chiarito che non c'erano altre condizioni per modificare il progetto e garantire al tempo stesso gli aspetti di normativa e sicurezza. Siamo di fronte al classico esempio di NIMBY, not in my backyard, in cui si è d'accordo con le opere, basta che non si tocchi il proprio giardino, la propria proprietà. Pensiamo invece che sia proprio il momento invece di procedere speditamente con la realizzazione di quest'opera, visto che è attesa da tanti anni dai cittadini di Carbonera e dalle centinaia di persone che negli orari di punta si trovano puntualmente incolonnati lungo via Castello. Ed ora invece continuiamo ad occuparci del degrado in strada Feltrina nel quartiere di Monigo sulla condizione della zona. Abbiamo sentito l'assessore all'ambiente del comune di Treviso, Alessandro Manera. Ora la situazione all'interno è un po' degenerata, dobbiamo intervenire da questo punto di vista e anche qui faremo un piano di pulizia in accordo con Ater, che detiene la maggior parte degli immobili all'interno, che poi verranno completamente sgombrati, ripuliti e abbattuti per la ricostruzione. E proprio in attesa della demolizione le case sono state recintate, ma ci si domanda perché le recinzioni siano state fatte lasciando i rifiuti all'interno. Realisticamente non sono stati recintati con i rifiuti, ma delle persone hanno forzato la recinzione, purtroppo sono penetrati e hanno lasciato dei rifiuti in maniera, direi, anche vergognosa. Quindi noi procederemo, come detto, alla pulizia e speriamo che questa cosa non si ripeta più, perché è veramente una cosa incredibile. Mentre sul versante della sicurezza e della prevenzione di atti di inciviltà come questo si richiede da parte degli enti l'installazione di fototrappole. Per quante fototrappole possiamo noi mettere, poi bisogna identificare le persone che vengono fotosegnalate e quindi non è così semplice. Stiamo facendo fare delle verifiche anche all'interno dei rifiuti per capire di chi possono essere e quale possa essere la proprietà. Anche in questo caso non è semplice, perché spesso si parla di persone anche provenienti da comuni limitrofi, quindi non è semplice trovare i responsabili. Il secondo tempo di Giulia Ross, proiettato alla Mostra del Cinema di Venezia, il docufilm nato da un'idea del direttore del Dipartimento di Medicina dello Sport dell'ULSS 2, Patrizio Sarto, racconta la storia di un ragazzo, Luca, che ha dovuto abbandonare un sogno a causa di un'anomalia al cuore. Quando mi hanno trovato il problema mi stavo preparando per andare agli italiani di atletica. Arriva la raccomandata che Lucia non può più fare le gare. Mi sono letteralmente messo a piangere davanti ai miei genitori ed è quello che un po' credo abbiano fatto tutti quelli che hanno incontrato questo problema. La storia di chi deve abbandonare un sogno per un'anomalia congenita, di chi è costretto a rinunciare ad una passione, forse ad una carriera, perché altrimenti la sua vita sarebbe a rischio. Nel docufilm, nato da un'idea di Patrizio Sarto su ispirazione di un ragazzo come tanti, quelli che lui ogni giorno vede e visita, è raccontata la storia di Luca, promettente campione di calcio, e del suo secondo tempo, la sua occasione, nonostante tutto. Per noi sono tutti i Luca, tutti quei ragazzi famosi e meno famosi ai quali purtroppo un medico e un cardiologo dello sport deve dare una brutta notizia, che è quella che non potranno più continuare nel loro sogno sportivo. Comincia alle 5:30 l'allenamento. Tanto non gioco. Qualcuno ti ha chiesto di dare indietro i pantaloncini e la maglia? Nel docufilm, dove i silenzi pesano quanto le parole, e la musica, firmata dal maestro Diego Basso, proietta lo spettatore dritto nel cuore del giovane calciatore, tra paure e speranze. Quello che emerge è un messaggio forte. Per questi ragazzi è necessario dare una seconda opportunità.
il lavoro che stiamo facendo come azienda 2, capofila del programma molto più importante che quello della Regione del Veneto sull'uso dell'esercizio per la cura delle malattie croniche, ha proprio quest'altro filone, quindi dedicare attenzione a questi giovani ragazzi per dare un'altra opportunità. Si deve però partire da un punto cruciale, che è diventare consapevoli. Il documentario autoprodotto trae ispirazione dalla storia del personaggio del manga Capitan Tsubasa, Julian Ross, una storia in cui potersi riconoscere. Dopo la mostra del cinema di Venezia, il cortometraggio è destinato ad approdare nelle scuole del Veneto e non solo. Devi fare come in campo, lo devi dribblare. Bisogna usare la testa. E la testa ti insegna quanto vale il cuore. Ed ora siamo invece alla nostra pagina da Belluno e provincia. In primo piano il caro energia. Dopo la decisione clamorosa di chiudere gli stadi del ghiaccio di Alleghe e di Cadore, si guarda con apprensione al futuro degli altri impianti sportivi presenti in provincia. Il Comune di Cortina ha chiesto la verifica degli aumenti per capire dove trovare le risorse necessarie per proseguire l'attività dello stadio. A Feltre stamattina l'assessore allo sport ha incontrato i gestori della struttura e le previsioni sono tragiche. La proiezione 2022-2023 prevede costi che passerebbero dagli attuali 167.000 euro a 507.000 euro. L'assessore Zatta è pronto ad avviare approfondimenti con i sindaci degli altri comuni sedi di impianti sportivi del ghiaccio con le relative società. Sarebbe un bruttissimo biglietto da visita in vista delle Olimpiadi 2026, afferma l'assessore Zatta. Frattanto domenica prossima ad Allega a partire dalle 11 è in programma un sit-in di solidarietà contro la chiusura degli impianti sportivi e del ghiaccio. Lo slogan è più che eloquente: non lasciateci morire. È avvio del nuovo anno scolastico senza intoppi per le scuole primarie e secondarie di primo grado. Fatti salvi i problemi di sempre legati alle nomine, la scuola ha riaperto i battenti all'insegna delle novità e a Belluno con la riapertura della rinnovata Gabelli. Io ho visto l'emozione dei bambini, l'emozione degli insegnanti e l'emozione anche mia, che sono stata un'alunna delle Gabelli. Insomma, siamo arrivati alla fine di un percorso che è stato molto faticoso, un'estate di fuoco. Il suono della campanella dopo 13 anni di attesa, tanto è durata la chiusura delle scuole elementari Gabelli, un'istituzione per Belluno. I lavori avviati dalla precedente amministrazione e completati dai nuovi inquilini di Palazzo Rosso si sono conclusi sul filo di lana. Per questo l'assessora alla scuola e alla formazione Roberta Olivotto rivolge parole di elogio nei confronti del personale comunale. Vorrei ringraziare gli uffici comunali perché si sono veramente dato tanto da fare con competenza e cuore, a partire dagli uffici tecnici, i manutentivi, l'ufficio scuola, la polizia locale, ma anche molte altre persone degli altri uffici, perché hanno veramente collaborato in un progetto che è stato anche molto complicato. Avvio regolare in tutte le altre scuole del territorio comunale. Dopo le manutenzioni estive tutto partito in maniera molto regolare, non sono state segnalate criticità e la nostra amministrazione ha voluto essere vicino alle scuole, andando a salutare all'inizio dell'anno scolastico gli assessori e molti consiglieri, andando a salutare le scuole primarie e le secondarie di primo grado. Tra i problemi da affrontare, quello che desta maggiore preoccupazione è legato al caro energia. Questa preoccupazione c'è ed è molto forte perché abbiamo dei rincari che sono poi stati superiori a quelli che erano stati previsti. Abbiamo parlato ieri, abbiamo incontrato le dirigenti scolastiche che devo dire che sono arrivate con delle proposte sul tavolo, delle proposte per aggiustamenti di orari, per aggiustamenti di servizi, quindi io sono molto grata anche alle dirigenti scolastiche che hanno percepito questo problema e stanno collaborando con noi. Ed ora parliamo di elezioni politiche. Oggi a Belluno la presentazione dei candidati di Alleanza Verdi Sinistra, che ha come capolista nel collegio plurinominale del Senato l'ex sindaco di Feltre Paolo Perenzin.
Un'Italia della cultura, della bellezza, della qualità e della sostenibilità, una Italia che accoglie, una Italia del lavoro e della legalità, in salute e giusta. È un programma completo quello dell'Alleanza Verdi-Sinistra che stamattina ha presentato i propri candidati all'uninominale, al plurinominale per Camera e Senato. Capolista per un posto a Palazzo Madama l'ex sindaco di Feltre Paolo Perenzin, che se eletto potrebbe essere una delle poche voci della montagna. La possibilità c'è, è concreta, sono capolista al Senato e se gli elettori ci daranno fiducia a un programma molto importante che tiene insieme gli aspetti della giustizia ambientale e sociale su questa novità politica della lista Alleanza Verdi-Sinistra, la possibilità appunto è concreta. Giustizia ambientale e climatica, potenziamento della sanità pubblica, dell'istruzione gratuita per tutti e della ricerca, i temi affrontati da Perenzin, che guarda con attenzione alla grande questione nazionale della montagna e delle aree interne. La montagna è una grandissima questione nazionale. Noi bellunesi chiediamo da tempo politiche specifiche per la provincia di Belluno come interamente montana, ma in realtà è una battaglia che non facciamo solo per noi, la facciamo per l'intera montagna nazionale. In Italia ci sono le Alpi, ci sono gli Appennini, c'è montagna nelle isole e il fattore comune di questi territori è ormai lo spopolamento e l'invecchiamento della popolazione. Non abbiamo più tempo. In 20 anni la provincia di Belluno sarà sotto la soglia della possibilità di sopravvivenza. All'incontro erano presenti i candidati Luigi Calesso, Stefano Dall'Agata, Paolo Galeano, Alessandra Mion e Luana Zanella. Ospite della mattinata Maria Teresa Cassol, Partito Democratico, unica candidata bellunese alla Camera. È importante esserci in Parlamento, anche la rappresentanza fisica, perché trovare altre persone che parlano per te non è mai giusto, è giusto dare la parola a chi vuole averla per sé e per i propri territori. Cassol ha sintetizzato le priorità del programma. Prima di tutto la sanità, perché i medici di base sono sempre meno, facciamo fatica a tenere gli infermieri nelle case di riposo, l'assistenza domiciliare va potenziata e i nostri ospedali sempre più devono rivolgersi a personale esterno. E l'aumento energetico che qua da noi si fa sentire di più, perché abbiamo giornate più corte e più freddo e quindi teniamo la luce accesa di più e dobbiamo riscaldarci di più, quindi servono aiuti subito per le famiglie, però in prospettiva un piano di differenziazione dell'energia. Siamo al termine, vi ricordo questa sera la nostra trasmissione Ring, gli ospiti Flavio Baldan, Movimento 5 Stelle, Luana Zanella, Verdi e Sinistra, Alberto Bavan, Azione Italia Viva, Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia, Luigino Rancan, Alternativa per l'Italia No Green Pass e Ivano Cordioli, Italia Sovrana e Popolare. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al meteo. Prevale ancora l'alta pressione sul nostro territorio, bel tempo dunque e clima caldo. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 14 settembre. Sul Veneto sarà protagonista della giornata il sole, cielo sereno al massimo poco nuvoloso, con maggiori addensamenti in corrispondenza delle zone montane dove nelle ore pomeridiane sarà possibile anche qualche locale acquazzone. Temperature in aumento, minime tra 14 e 19 gradi, massime invece comprese tra i 26 e i 32 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà soleggiato in mattinata. A seguire cielo via via più coperto, vedete, con possibili piogge a carattere sparso. Temperature minime tra 17 e 21 gradi, massime sui 25 e 29 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, avremo un'alternanza di tratti soleggiati e di annuvolamenti. Nel pomeriggio poi non si esclude qualche temporale. Temperature minime intorno ai 14-17 gradi, massime sui 30 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.